Il settimo cerchio, eh? Dante lo ha descritto perfettamente. Alberi sanguinanti in attesa del giorno del giudizio, quando potremo tutti impiccarci ai nostri stessi rami. Non è così facile. Dottore. Trovare la quiete richiede vera genialità. È questione di discernimento. Come dice Sproul, non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo peccatori. In termini più accessibili, non siamo malvagi per via del male che facciamo, ma facciamo del male perché siamo malvagi. Già. Che scelta ha gente come noi? Direi che non abbiamo proprio altre opzioni.